Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato Bruna Goret Mazzonetto, Daniele Costacurta Gasparin e Natalia Cristiane Rodriguez, tutti e tre provenienti dal Brasile con origini venete. L'iniziativa è realizzata con la collaborazione dell'Associazione Veneti nel Mondo, che ha curato la selezione dei candidati, e dell'ESU, Ente per il diritto allo studio universitario di Verona, che provvede all'ospitalità delle stagiste. La selezione è stata curata tramite la banca dati Global Ven, che ha permesso di ricevere più di 40 curricula dall'estero, un modo questo di avvicinare i laureati all'estero, le eccellenze venete dall'estero, a un'importante realtà del Veneto. Una bella occasione, dato che nel passato io ho ricoperto altri ruoli in enti pubblici e sempre ho cercato di unire questa opportunità alle attività istituzionali, quindi ci sono degli altri episodi del genere, di formazione, di stage, che hanno riguardato degli oriundi veneti, visto che la nostra regione ha un assessorato specifico e da anni questo assessorato si impegna per mantenere vivi i rapporti culturali e sociali con le nostre comunità all'estero, ma anche creando dei progetti formativi attraverso dei soggiorni, scambi giovanili, attraverso degli stage presso le aziende. Quindi questa è una ulteriore opportunità che abbiamo ritenuto di sviluppare insieme all'Associazione Veneti nel Mondo, un'associazione che io conosco da tanti anni e ben guidata dall'avvocato Rozzi Marin e che ha una capacità di sviluppare rapporti con molti circoli veneti sparsi nel mondo, in particolare, come in questo caso, nel Sud America. Mio papà è di origine veneta, con i suoi antenati nati a Campo San Piero, Padova, venuti in Brasile prima del 1900. E io sono qua per questa storia, esisto per conto dell'immigrazione veneta e sempre con i legami appassionata per i racconti dei nostri antenati. Sono nata nel Rio Grande do Sul, in un comune chiamato Severiano de Almeida, che è conosciuto come la nuova Italia dell'Alto Uruguay, la nostra zona nel nord del Rio Grande do Sul. Sempre ho vissuto in un altro comune chiamato Três Arroios, dove mio papà e la mia mamma si sono sposati. E dopo ho fatto i miei studi a Erechim, che è il comune più grande di quella zona, dove ci sono tantissime associazioni veneti. Io sono una dei soci fondatori della Giovere, che è l'associazione della gioventù veneta di Erechim, e sempre con progetti di scambio culturali con la regione Veneto, o ricevendo giovani veneti, propriamente del Veneto, a Erechim. E dopo che ho partecipato di queste associazioni mi sono approfondita nei miei proprie origini, che sono da Padova. E così ho fondato l'Associazione Padovani nel Mondo di Erechim. Acque Veronesi è una società che raccoglie 75 comuni della provincia di Verona e noi garantiamo il servizio idrico sul territorio provinciale. Abbiamo circa 6.000 km di rete acquedottistica, 3.000 km circa di fognature, 65 impianti di depurazione. Su questa attività abbiamo 282 dipendenti, quindi una buona forza lavoro sparsa in tutta la provincia. È la società più grande del Veneto e una delle più grandi appunto del nord-est. Da un altro punto di vista è anche la società che ha la minor tariffa dell'acqua, perché abbiamo la fortuna qui a Verona di avere un'acqua biologicamente pura che viene estratta nella fascia pedemontana, quindi non deve subire nessun trattamento e quindi fortunatamente per i cittadini veronesi la tariffa dell'acqua è molto bassa. Quali sono i tuoi studi? Qual è il tuo percorso scolastico universitario? Sono laureata in un corso triennale di tecnologia per l'ambiente e dopo di questo corso ho fatto una post laurea in gestione ambientale e risorse idriche.
un'opportunità di scambio professionale, quindi in un periodo difficile. A chi è rivolto e chi sono i protagonisti di questo stage? È rivolto a giovani oriundi veneti, in questo caso sono state selezionate 3 giovani ragazze che provengono da comunità venete del Brasile, hanno la caratteristica chiaramente è quella di avere dei titoli di studio professionali attinenti all'attività specifica del servizio idrico e quindi faranno uno stage di un mese nella nostra azienda. Noi abbiamo, per esempio, lavoriamo con molte aziende veronesi o anche venete o italiane qui sul nostro territorio. Molte di queste aziende sono grandi aziende che lavorano anche all'estero, alcune di queste anche per esempio in Sud America. L'anno scorso abbiamo avuto la visita di una società brasiliana che è venuta qui a Verona a fare una serie di incontri con aziende e quindi ci sono dei collegamenti anche di carattere internazionale. Io sono Daniele, sono nata di Curitiba, Stato di Paraná. Mio bisnonno è nato di Capela Maggiore, provincia di Treviso. Mi occupo di lavorare in un servizio municipale di medio ambiente che fa servizio a comune di Colombo. Questo stage è un importante scambio professionale, di conoscere un po' del servizio di purificazione di acque, depurazione di fognatura e anche un'opportunità di conoscere questa terra dei nostri nonni. Ringrazio a questa azienda Acqua Veronese per questo stage e anche all'Associazione Veneti nel Mondo.